Veneto e Trentino Alto Adige uniti per candidare le Dolomiti come sede delle Olimpiadi invernali del 2026. Il progetto annunciato da Luca Zaia è impatto zero, dice il governatore benedetto dall'UNESCO. Duplice omicidio di Cisonna, oggi l'udienza di convalida del fermo del presunto assassino Sergio Papa. Il 35enne resta in carcere ma si difende: non ero lì al momento del delitto, ho dei testimoni. Raffica di incidenti nel Veneto, a Trivignano 43enne di Mogliano perde la vita nello schianto tra la sua auto ed un bus. La Marca intanto piange l'ennesima vittima, un 19enne morto all'alba di ieri. Ancora un dramma sul lavoro nel Trevigiano, un 55enne operaio vicentino muore schiacciato da un carico di sassi mentre manovra il muletto. Identificato e denunciato l'automobilista 53enne che ha travolto una 18enne suicidatasi in tangenziale scappando senza prestare soccorso. Intanto a Mestre allarma per l'ennesimo gesto estremo fra giovanissimi. Stasera alle 21:15 torna a ring la politica alle corde, il rebus, governo e l'attesa del Veneto, ospiti e collegamenti per capire cosa sta accadendo. Dopo l'avvistamento di un grande stormo nella laguna di Torcello, in queste ore altri esemplari di fenicotteri rosa stanno sostando in un'area del delta del Po, scatenando l'interesse degli appassionati. Buonasera e ben ritrovati, edizione regionale dei notiziari di Antenna 3 Nord-Est. L'avete dunque sentito dai titoli in primo piano, quindi l'annuncio del presidente Zaia. Veneto e Trentino Alto Adige scendono in campo per aggiudicarsi le Olimpiadi invernali del 2026. Torino è avvisata. Dolomiti Venete e Trentine sfondo delle Olimpiadi invernali del 2020, a dare l'annuncio dell'intenzione di presentare la candidatura da Conegliano il presidente del Veneto Luca Zaia. A ospitare l'evento sarebbe una rete di località, sfida aperta dunque a Torino, la cui candidatura sostenuta dal sindaco del Movimento 5 Stelle Chiara Appendino è stata benedetta nelle ultime ore anche da Beppe Grillo, che invece aveva bocciato Roma. E chissà cosa ne dirà Matteo Salvini, segretario federale del Carroccio, anche lui favorevole alla discesa in campo del capoluogo piemontese. Olimpiadi invernali 2026, il Veneto valuta l'opportunità, ma lo farà, di presentare la candidatura assieme a Trento, la provincia autonoma di Trento e di Bolzano. Lo facciamo per un'Olimpiade assolutamente rispettosa dell'ambiente, un'Olimpiade che vuol mettere in rete tutto quello che abbiamo come Veneti e Trentino Alto Adige, 1300 km di piste, e impianti d'eccellenza, e soprattutto saranno le Olimpiadi dell'UNESCO, perché lo scenario nel quale si dovrebbero svolgere le Olimpiadi è il patrimonio dell'umanità, le Dolomiti. I contatti tra il Veneto e le province autonome di Trento e Bolzano ci sarebbero già stati, ha spiegato Zaia, e presto si tornerà a sedersi attorno a un tavolo per iniziare a lavorare sulla presentazione della candidatura. D'altro canto Trento aveva già lanciato l'idea a Bolzano dopo la bocciatura da parte dei tirolesi della candidatura di Innsbruck. Siamo in grado, ha aggiunto Zaia, di proporre un'Olimpiade 2020 che porti in eredità i campionati del mondo 2021. Un'Olimpiade pulita contro la cementificazione per la costruzione di nuove infrastrutture, compatibile sotto il profilo ambientale con le montagne di casa nostra, che farebbero sfoggio anche della loro storia. Zaia già le ha battezzate le Olimpiadi dell'UNESCO. Insomma, Torino è avvisata. Bene che il presidente del Veneto convenga sull'opportunità di un'Olimpiade delle Dolomiti nel 2026. Ora speriamo di essere ancora in tempo, perché l'idea lanciata il 21 ottobre scorso dopo il referendum con cui il Tirolo aveva bocciato la proposta di organizzazione dell'evento, lo afferma il deputato bellunese del PD Roger De Menec, che valuta positivamente la convergenza della Regione Veneto e del presidente della Giunta sulla possibilità di organizzare le Olimpiadi invernali 2026 nelle Dolomiti, con un lavoro congiunto di Trento, Bolzano e Belluno. Le uniche candidature che sembrano avere delle possibilità sono Torino e Milano, rivela De Menec, che respinge l'ipotesi di Olimpiadi invernali in pianura, in quella che appare una decisione esclusivamente politica con riflessi deleteri per l'ambiente e per i conti pubblici. Ed ora in primo piano ancora invece il duplice omicidio di Cisonna. Nel tardo pomeriggio il GIP ha convalidato il fermo di Sergio Papa, indagato per il delitto dei coniugi Nicolasi. Il 35enne dunque resta in carcere. Intanto questa mattina in carcere durante l'udienza di convalida del fermo l'uomo si è difeso ed ha raccontato dov'era quel giorno. Sentiamo. Sergio Papa resta in carcere. Il GIP Zulian, che dopo l'udienza di convalida del fermo nel carcere Santa Bona si era riservato di decidere nel pomeriggio, ha accolto la richiesta del PM confermando la misura cautelare. Intanto questa mattina il 35enne, ascoltato dal giudice, aveva respinto ogni accusa. Non si è avvalso della facoltà di non rispondere, ma ha voluto
chiarire la sua posizione, chiarire dove è stato in quei giorni e soprattutto quella notte tra il 28 e il 1° marzo. Papa ha raccontato al GIP dov'era quella notte. La sera prima aveva dormito a casa dei genitori, ha detto dov'era quella sera e ha un alibi. Ha detto dov'era e ci sono delle persone che possono confermarlo. Dunque vi sarebbero dei testimoni pronti a confermare la versione del 35enne che al GIP Zulian ha poi ammesso di aver incontrato i coniugi Nicolasi il giorno prima. Che effettivamente il giorno prima aveva incontrato i signori, che c'era stata una discussione ma che tutto era finito in un incontro senza portare a nulla. Quel giorno Loris Nicolasi non riconosce Sergio Papa, che diversi anni prima aveva realizzato per una ditta dei lavori nell'abitazione di via Marzolle. Ha chiesto semplicemente che si allontanasse, ma perché aveva visto una persona sconosciuta nella sua proprietà. Sergio Papa, provato dalle 2 notti in carcere, è apparso più tranquillo rispetto a sabato. Meno preoccupato rispetto al momento dell'arresto, oggi era più tranquillo. Ha reso delle dichiarazioni in modo sereno, per quanto una persona sottoposta a interrogatorio possa essere serena. Il 35enne può contare sull'appoggio della famiglia che sta vivendo giorni d'angoscia. Sono molto preoccupati, ovviamente se non altro per le accuse che gli vengono mosse al signor Papa. Raccolta fondi per la famiglia di Gheorghe Suta, l'operaio ucciso a Doriago la scorsa settimana. I colleghi di lavoro di Gheorghe Suta, il 36enne romeno ucciso nel sonno venerdì notte dal suo coinquilino e collega Giorgian Beyenaru, hanno attivato una raccolta fondi in favore della moglie e del figlio della vittima. Non li lasceremo soli, spiegano commossi gli operai della ditta che lavora in subappalto per Fincantieri, è il minimo che possiamo fare. Tutti sono concordi nel definire Gheorghe uno dei migliori lavoratori che avessero mai incontrato, una persona rara. L'omicida invece era stato assunto solo da pochi giorni nella stessa ditta. I contrasti sul posto di lavoro si erano allargati anche all'appartamento che i due condividevano. In mattinata nessuna informazione più dettagliata è stata fornita da Beyenaru durante l'udienza per il riesame. Il 28enne resterà in carcere in attesa del processo. Non appena arriverà il nulla osta dei magistrati, la salma di Gheorghe sarà trasportata in Romania, nella città di Costanta, da cui provenivano sia la vittima che l'assassino. Raggiungerà così la famiglia, che era da poco tornata in patria. Ed ancora cronaca con un incidente mortale sul lavoro nel Trevigiano, vittima un 55enne. Una striscia di nastro recinta il luogo dove si è verificato l'ennesimo incidente mortale sul lavoro. Siamo in via Campagnola Ramon di Loria, ancora evidenti le tracce della disgrazia. A perdere la vita Roberto Romanò, 55 anni, che viveva con la moglie a Tezze sul Brenta. L'uomo è rimasto schiacciato sotto un carico di sassi che stava scaricando con un muletto da un camion all'interno del centro Veneziane, azienda specializzata in pavimentazioni. Inutile ogni tentativo da parte dei colleghi di soccorrerlo. Quando i sanitari del SUEM sono arrivati sul posto, per l'operaio non c'era più nulla da fare. Il medico non ha potuto far altro che constatare il decesso del 55enne. Sul posto anche i carabinieri e i tecnici dello Spisal per ricostruire la dinamica della tragedia. Ed ora ci spostiamo invece nel Veneziano con una raffica di incidenti avvenuti questa mattina. Un 43enne ha perso la vita nello scontro con un autobus di linea. Erano da poco passate le 7 quando a Trivignano sulla Castellana un furgone e un autobus a CTV si sono scontrati. Un impatto violentissimo che non ha lasciato scampo al conducente del veicolo, un moldavo di 43 anni residente a Mogliano, che stava effettuando consegne per un panificio del paese dove lavorava da circa 6 anni. Al vaglio la dinamica dell'incidente, causato con tutta probabilità dall'asfalto bagnato. Uno dei veicoli avrebbe perso aderenza nella curva invadendo parte della corsia di marcia opposta. A bordo del bus, in quel momento fuori servizio, solamente il conducente, rimasto illeso. La strada, per permettere soccorsi e rilievi, è stata chiusa al transito in orario di punta, causando pesanti disagi alla viabilità, con lunghe code che si sono riversate anche su altre arterie stradali. Sul posto una squadra dei vigili del fuoco di Mestre e un autogru. I sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 43enne. La notizia, subito arrivata a Mogliano Veneto, dove la vittima abitava da tempo, era in Italia da 15 anni e a breve avrebbe ottenuto la cittadinanza. Un grande lavoratore, una persona onesta, dichiarano dal panificio, per cui aveva ripreso a lavorare da alcuni mesi dopo un'interruzione. Era ben voluto da tutti. L'uomo lascia la moglie e i 2 figli, un ragazzo di 18 anni e una di 15.
Altro incidente lungo la tangenziale di Mestre, dove la viabilità è andata in tilt verso le 9:30. Un'auto è stata schiacciata tra due mezzi pesanti, un ribaltabile e un'autocisterna di benzina in quel momento vuota. Il conducente è rimasto incastrato nell'abitacolo. I vigili del fuoco sono riusciti ad estrarlo tra non poche difficoltà, poi è stato trasportato all'ospedale di Mestre, rimanendo sempre cosciente. Ma non finisce qui. Un altro schianto si è verificato negli stessi minuti in prossimità del casello di Preganziol, sul passante di Mestre in direzione Trieste. Coinvolti un'auto e un mezzo pesante, senza feriti. Poco prima invece ad andare in difficoltà è stata la circolazione verso Padova all'altezza dell'autogrill di Arino per un tamponamento a catena tra 4 auto che ha provocato 8 km di coda. Incidente anche in viale San Marco a Mestre, dove un motociclista è caduto a terra bloccando il tram. E continuiamo purtroppo a parlare ancora di incidenti stradali. La Marca piange l'ennesima giovane vittima della strada di questo inizio 2018 da incubo. Lo shock per la morte di Tommaso Calesso, schiantatosi a pochi metri da casa. C'è tutta la comunità davvero sconvolta da quanto accaduto, davvero una disgrazia enorme. Il dolore di una comunità per un'altra giovane vita stroncata sulla strada, l'ennesima in questo 2018. Tommaso Calesso, 19 anni, è solo l'ultimo di una lista terribile. Da Massimo Pizzol a Eleonora Gava, da Coman Cosmin a Federica Brollo. Tutti ragazzi appena maggiorenni, tragedie che hanno segnato famiglie e paesi. Stamane sul luogo dell'ultima tragedia qualcuno ha posato delle primule bianche. Nel frattempo l'albero contro il quale la Ford di Tommaso si è schiantata all'alba di ieri è stato segato nella parte superiore perché pericolante. Tanto forte il tremendo impatto della vettura che il ragazzo guidava mentre era quasi arrivato a casa. Tornava dalla discoteca, erano le 4:30, una semicurva, l'asfalto viscido per la pioggia, l'auto improvvisamente ingovernabile per il 19enne tradito forse dalla stanchezza o da un colpo di sonno. E poi lo schianto, un boato che ha svegliato i residenti. Subito sul posto i vigili del fuoco e il SUEM. Tommaso era ancora vivo, ma gravissimo. Un duro lavoro per tagliare le lamiere e liberarlo dall'auto è diventata una trappola. La corsa d'urgenza per salvarlo in ospedale, ma non c'è stato nulla da fare. In poco tempo la tremenda notizia ha fatto il giro del paese. Un ragazzo d'oro impegnato nel sociale, appassionato di musica e di rap in particolare, con il sogno di fondare una band. E la Marca, che dopo anni di cifre incoraggianti sul fronte delle tragedie sulla strada, ripiomba in un incubo. Adesso sembra di essere ritornati negli anni 90 con le stragi del sabato sera. Forse è il caso di riprendere a parlarne, di sedersi attorno a un tavolo, di vedere quali sono le cause e cercare insomma di fare qualcosa, di riprendere con la prevenzione. Novità nella vicenda della 18enne investita sulla tangenziale di Mestre, perché la polizia stradale ha identificato l'uomo che ha travolto la ragazza senza fermarsi. È stato confermato che la giovane volesse suicidarsi, il quarto caso nel veneziano in pochi mesi. La polizia stradale ha identificato il conducente del veicolo che venerdì sera ha investito una ragazza di 18 anni sulla tangenziale di Mestre. Si tratta di un 53enne che guidava un furgone. L'individuazione del mezzo e l'identificazione del 53enne è avvenuta grazie a segnalazioni alla polizia stradale da alcuni automobilisti che passavano al momento dell'incidente. Dall'osservazione delle immagini acquisite e dal ritrovamento durante i rilievi sul posto di alcuni frammenti plastici riconducibili al mezzo sottoposto a sequestro. Secondo la ricostruzione della stradale, il gesto della vittima sarebbe stato comunque volontario. La giovane, che in passato aveva già tentato di togliersi la vita, era stata seguita anche dal reparto di psichiatria dell'ospedale di Mestre. Venerdì, secondo gli investigatori, la ragazza avrebbe parcheggiato l'auto in una stazione di servizio per poi mettersi a camminare tra le corsie della tangenziale. Sullo svincolo di immissione dalla rotatoria di Marghera in direzione Padova, località Villabona, è stata travolta dal 53enne. Possibile che la ragazza avesse assunto una dose massiccia di farmaci che le erano stati prescritti. Potrebbe essere per questo che chi dice di averla notata ha parlato di un forte stato confusionale. Fatto sta che si tratta del quarto caso di suicidio tra i ragazzi con meno di 20 anni nel veneziano. Tra il 20 gennaio e il 14 febbraio scorsi, infatti, altri due, 14enni e una 17enne, hanno deciso di togliersi la vita. C'è sempre qualche avvenimento che diventa chiaramente esplosivo, però molto spesso sono personalità che già danno delle tracce
di difficoltà a gestire le frustrazioni, le delusioni o l'aggressività della vita sociale, l'isolamento in classe, la mancanza di coesione, di amici, eccetera. Questa sorta viene vissuta dalle nuove generazioni molto spesso in modo ancora più esplosivo che nel passato come fallimento. Slepoi lancia un messaggio alle famiglie. Se una famiglia vede che un figlio ha una sofferenza, ad esempio per una delusione o per altri motivi, possono anche ricorrere a un professionista, possono anche chiedere al figlio o alla figlia se vogliono essere aiutati, sostenuti. Ed ora invece andiamo a Padova, pochi controlli, pochi vigili urbani presenti nelle ore serali in centro e la richiesta al sindaco Giordani di prendere provvedimenti immediati. La rabbia dei baristi dopo che uno di loro è stato aggredito durante la serata dello spritz. Caos e paura nelle piazze di Padova durante la serata dello spritz. Un gruppo di 5 giovani, forse annebbiati dall'alcol, hanno aggredito senza motivo il barista di un locale del ghetto. I giovani, invitati ad andarsene perché stavano disturbando gli avventori, hanno reagito con violenza. Uno di loro ha sferrato un pugno al barista, finito al pronto soccorso. Preoccupazione è la parola giusta, perché effettivamente dimostra questo episodio quello che noi da anni denunciamo, cioè il fatto che i pubblici esercizi, soprattutto in orario serale e notturno, sono spesso alla mercé dei malviventi, dei criminali, dei ladri e in questo caso anche degli aggressori. Possono essere ubriachi o meno. La polizia ha denunciato i presunti responsabili, hanno tra i 17 e i 23 anni. Attualmente i baristi hanno l'obbligo di avere una persona all'esterno del locale per tenere calmi gli animi. Una figura, l'assistente alla clientela, introdotta dall'amministrazione Bitonci e confermata da Giordani, ma per i commercianti serve altro. L'idea potrebbe essere ad esempio quella di consorziare i pubblici esercizi del centro, affidando questo compito alle agenzie di sicurezza specializzate che hanno il personale appunto formato e che è in grado anche dal punto di vista proprio pratico di operare nel miglior dei modi. Intanto però, in attesa di tempi troppo lunghi della politica, l'emergenza impone di chiedere al sindaco provvedimenti immediati. Più vigili in centro storico, più presenza delle forze dell'ordine e coordinamento con le altre forze dell'ordine, i carabinieri, questura e le altre forze dell'ordine. Ed ora ci fermiamo un attimo, c'è la pubblicità, rimanete con noi. Siamo tornati nuovamente in studio. In provincia nel 2017 un negozio su 10 ha abbassato le serrande e così i piccoli paesi rischiano di sparire tra degrado e spopolamento. Sentiamo. Piazze deserte, serrande abbassate. Nei piccoli centri della provincia di Padova sono sempre di più i negozi che chiudono, addirittura 1 su 10 l'anno scorso, e che tolgono anche quel servizio sociale che da sempre bar, panifici, edicole e negozi di alimentari sono in grado di assicurare. Nei comuni sotto i 5.000 abitanti, ben 47 nella provincia di Padova, solo nell'ultimo anno oltre l'11% dei negozi ha chiuso, secondo un'indagine di Confesercenti, e con i negozi sono spariti i servizi di base per tante persone con scarsa mobilità. Dove una volta c'era un casolino, una cartoleria, una ferramenta, oggi non c'è più nulla, spesso una desolante vetrina vuota. La piccola bottega è un luogo di incontro, di solidarietà. Non possiamo pensare che l'unica risorsa sia il turismo, afferma Confesercenti. Occorre invece proteggere queste realtà. La rigenerazione dei piccoli centri urbani e la salvaguardia di questi piccoli borghi sono lo strumento per evitarne lo spopolamento e il degrado. Non solo, salvare la piccola bottega significa anche dare risorse al rilancio dei prodotti locali. La risposta la deve dare la politica, interpretando i bisogni e le richieste dei cittadini e adeguando le norme e le regole di conseguenza. In gioco c'è il futuro dei nostri paesi. A Agrimont è stata presentata la 39esima edizione della mostra dell'agricoltura di montagna, tanti appuntamenti ed iniziative nella Longarone Fiere Dolomiti, scopriamo insieme quali. È atteso e da sempre considerato il tradizionale appuntamento d'inizio primavera. Si tratta della 39esima mostra dell'agricoltura di montagna, una fiera visitata ogni anno da numerose persone provenienti da tutta Italia e dall'estero. I numeri anche quest'anno parlano chiaro. Circa 270 marchi presenti, 140 aziende di 14 regioni italiane e 13 paesi europei. È un'occasione per promuovere innovazione, storia e cultura dell'agricoltura di montagna e non solo. Ci sarà anche un angolo dedicato agli animali molto grande, con molte opportunità di vedere gli animali, oltre alle tradizionali
organizzazione di convegni dedicati allo show cooking e ad altri elementi fondamentali del territorio della nostra provincia. Uno spazio particolare viene dedicato alla zootecnia, da sempre settore strategico dell'agricoltura di montagna, con aziende di prodotti e attrezzature specifiche e con la tradizionale rassegna delle principali razze bovine, equine, ovicaprine e avicole. Non mancheranno ovviamente i prodotti agroalimentari tipici e quest'anno un'attenzione particolare è stata dedicata alla produzione di miele e alla giornata dell'apicoltura di montagna. E per gli amanti del gelato non mancherà in questa 39esima edizione la 6ª giornata europea del gelato artigianale. Le date sono 17 e 18 marzo e 23, 24 e 25 marzo il secondo weekend. L'anno scorso ad Agrimont sono transitati 23.000 visitatori, quest'anno le previsioni sono superiori. Ai fenicotteri rosa il Veneto piace sempre di più, scatenando l'interesse di fotografi ed appassionati alla volta del lago di valle del centro Bonello di Veneto Agricoltura nel comune di Porto Tolle sul delta del Po. La specie, il cui avvistamento sino a non molti anni fa era sporadico nelle lagune venete, sembra oggi in incremento numerico. Dopo l'avvistamento segnalato sul finire della scorsa settimana di un grande stormo nella laguna di Torcello, in queste ore numerosi altri esemplari di fenicotteri rosa stanno sostando anche in quest'area del delta del Po. La comparsa dei fenicotteri rosa al Bonello sottolinea l'importanza dell'area dal punto di vista naturalistico del biotipo. Ed ora siamo quasi al termine, vi ricordo la nostra trasmissione alle 21:15, Ring, la politica alle corde. In studio ospiti per Paolo Baretta del PD, Gian Antonio Darè della Lega, Paolo Barbiero della CGIL e Pier Giorgio Paladini imprenditore, in diretta invece da Trieste l'onorevole Walter Rizzetto dell'FDI. E questa era proprio l'ultima notizia, io vi lascio come di consueto alle nostre previsioni del tempo. Grazie davvero per averci seguito e buona serata. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco. Ben ritrovati al meteo di Antenna 3. Tempo lievemente instabile sul Triveneto con qualche residua e occasionale pioggia. Vediamo insieme il dettaglio di martedì 13 marzo. Sul Veneto deboli piovaschi sparsi possibili soprattutto sul Bellunese. Sarà in genere più asciutto e soleggiato sui restanti settori della nostra regione con cielo al massimo poco nuvoloso. Diamo uno sguardo alle temperature, le minime saranno comprese tra 5 e 8 gradi, valori massimi molto miti tra 13 e 16 gradi circa. Spostiamoci ora a vedere la situazione del Friuli Venezia Giulia. Occasionali precipitazioni un po' su tutti i settori, generalmente di debole intensità, alternati comunque a pause soleggiate. Temperature minime tra 8 e 9 gradi, valori massimi invece compresi tra gli 11 e i 14 gradi circa. Tempo asciutto e stabile invece sul Trentino Alto Adige. Qui sarà una bella giornata di sole con il cielo che si presenterà al massimo poco nuvoloso. Temperature minime tra 5 e 9 gradi, massime comprese tra 14 e 17 gradi circa. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco.